Agrigento all'ospedale San Giovanni di Dio al reparto pediatria, il Movimento Unito Dipendenti 118, Sicilia, Comitato Provinciale Agrigento Caltanissetta ha donato un gioco alla ludoteca dello stesso reparto pediatria in presenza del primario Giuseppe Gramaglia, del direttore sanitario Silvio Lobosco e del vicepresidente della SEUS 118 Pietro Marchetta. Sì, oggi è stato un momento bello, oserei dire emozionante, perché delle persone, cioè quelle del 118 che in genere sono abituate a soccorrere la gente che sta male, sono venute nel reparto di pediatria a portare un dono per creare un sorriso e fare un regalo a dei bambini che sono qua nel mio reparto. È uno scivolo fatto in plastica, gonfiabile, e che i bambini, da come abbiamo visto nel momento della donazione, si sono molto divertiti perché hanno saltato e poi scivolato senza correre nessun rischio. Abbiamo avuto anche dei bambini che si sono liberati dalla flebo per poter partecipare alle scivolate, con le mamme e i genitori che sorridevano vedendo i loro figli. Un momento toccante che speriamo di ripercorrere insieme al 118 di Caltanissetta ed Agrigento con attività successive. Tutto questo è stato realizzato nella nostra ludoteca Aquilone, perché abbiamo gli spazi per poter contenere questo scivolo gonfiabile che in altre parti della struttura dell'unità operativa complessa non abbiamo. Hanno partecipato alla donazione sia il 118 sia l'AVULS, e a cui va un vivo ringraziamento. Un vivo ringraziamento va al direttore sanitario di presidio Antonello Seminerio, che mi ha consentito di fare questa attività. Un vivo ringraziamento va alla triade strategica che hanno permesso questo tipo di donazione attraverso l'ufficio patrimonio. Sono esperienze che uniscono la pediatria con il territorio, esperienze che sono benvenute e sono ben accettate sia dai nostri dirigenti medici sia anche dai responsabili della struttura ospedaliera. La donazione del 118 è arricchita da una frase che secondo me è meravigliosa e piena di significato. La voglio leggere per farla conoscere anche ai telespettatori. Non c'è alcun fiore in nessun giardino del mondo bello come un bambino seduto sulle ginocchia della madre. Nel cielo ci sono stelle splendenti, sul fondo dei mari perle meravigliose, ma la bellezza del mondo è nel sorriso dei bambini che giocano spensierati. A voi le riflessioni. Domani, dai, se apro non andiamo, dai. Domani apriamo, dai.